Lega e dintorni. Vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio. Con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori da Marco Grimoldi e Stefania Paccagnella. Ciao Stefania. Ciao. Aspetta che saluto Natalia. Natalia, e poi vedo un altro regista, Andrea. Ciao Andrea. Allora, dove andiamo oggi? Prima voglio dire un'altra cosa, vuoi dire che un'altra io e Natalia cosa? siamo felicissime. E la Natalia lo sa Insomma, perché. io faccio finta di niente, non ho cugini, sai com'è, cioè di conseguenza siamo lì che lottiamo, magari riusciamo ad andare in Champions, non lo so, vediamo. Sempre Beh, Forza Milan, incominciamo 16 ad dicembre andare- 1899, data storica. Ascolta, No. Io esco. Ma no. Cioè, poi ho qua vicino anche un gobbo, cioè siamo messi bene, stiamo scherzando, comunque No. niente, dai. Comunque no, andiamo a Cuggiono, Inveruno e Buscate, tre buono. comuni con un solo grande segretario, amico carissimo, Valeriano Tolini. Perfetto, allora fammi dire le solite cose che diciamo sempre. Innanzitutto, per entrare in diretta con noi il numero telefonico è il seguente: 0292947222. Per quanto riguarda lo scritto WhatsApp, potete inviare al numero telefonico 340 670 9659. Quindi questo compito l'abbiamo già finito. Sì. Adesso volevo dirti un'altra cosa, Stefania. Sono andato a leggere la storia di Cuggiono, come tutti gli altri paesi, le altre sezioni, l'altro territorio che è sempre venuto qua. Io ti dico, l'ultima volta sono andato a vedermi, visto che si parlava di Tradate, sono andato a vedermi il santuario mariano a Tradate. Sono tutte cose che sono lì vicino a casa, sono in giro, però ti ispirano Sì. curiosità e... Però aggiungo un'altra cosa, Sì. perché qui ti sei informato su Cuggiono, ma il motivo è il nostro Carlo Colombo, comune che andrà al voto. Vabbè, certo. E Quindi prendiamo soprattutto Cuggiono come, diciamo, comune di maggiore attenzione in questa certamente. puntata. Ovviamente poi con Valeriano iniziamo anche a parlare un attimino dei certo, tre mi comuni. sembra chiaro. Comunque io dico questo, per quanto riguarda Cuggiono, faccio lo storico che è sempre Vai. bello. Il nome potrebbe derivare dal celtico cusl, cos, bosco, o dal latino cozzo, rialzo, con insediamenti di popoli liguri o celtici tra il IX e l'VIII secolo a.C. E il ruolo del naviglio, perché lì passa il naviglio, storicamente gioca un ruolo importantissimo, perché Castelletto di Cuggiono è stato uno snodo cruciale per il trasporto via acqua con sabbie e materiali direttamente a Milano tramite il Naviglio Grande. Abitanti a Cuggiono, poi chiedo conferma prima che leggo male come l'altra volta, sono 8.200 persone, siamo circa 50 chilometri da Milano. Cosa c'è di bello da vedere? Per quanto riguarda l'architettura religiosa, io ho letto la chiesa parrocchiale San Giorgio, la chiesa di San Rocco, ex chiesa di Santa Maria in Braida. Architettura civile, qua tu sei molto golosa di questa villa, Villa Noni. Che cosa è successo in questa villa, Stefania? Sono state registrate... Parliamo innanzitutto del parco meraviglioso, dell'architettura della villa e poi di Bake-Off Italia. Certo, va bene, dopo ne Parliamo parleremo. anche della fauna che c'è all'interno comunque del parco. Ma certamente. Poi c'è, come ha detto la Stefania, Villa Noni, che è una bellissima villa Clerici di Rovellasca,
Villa Piazza, monumento ai caduti. E poi un'altra cosa molto importante, l'ospedale eretto nel XVIII secolo grazie a un lascito testamentario del possidente terriero Benedetto Gualdoni. Poi io mi fermo qua, poi i nostri ospiti ci daranno altre istruzioni, che cosa vedere, cosa non vedere di bello, a parte che Cugione è una bella città. A te Stefania, ti Sì, lascio la palla a ma te io questa volta. parto con Valeriano, Ma mi dai. sembra chiaro, il segretario, facciamo gli onori di casa al Sì, segretario. sì. Allora, sei segretario di 3 comuni, Vale? Sì. Uno diverso dall'altro perché hanno comunque delle peculiarità diverse, hanno comunque, presumo che anche se fan parte dello stesso territorio ovviamente, però uno insomma, parlaci un po' dei 3 comuni, a Cugiono come abbiam detto, probabilmente ha anche uno suo spazio importante riguardo anche il turismo, essendoci comunque il Naviglio, le ville, eccetera. Però la curiosità che lega magari i 3 comuni, se puoi dirci qualcosa Okay, vabbè, vai. allora sicuramente 3 comuni sono 3 storie, 3 amministrazioni, 3 persone diverse con cui bisogna relazionarsi, 3 mondi diversi. Poi è un territorio che conosci molto bene anche te. E in ogni amministrazione, ogni comune ha la sua. Poi Buscate e Cugiono son sempre un po' andati insieme a livello di lega, perché comunque a Buscate la sezione non c'è mai stata, è sempre stato un paese un po' a sé stante. Buscate, tra l'altro, è il tuo comune di Buscate nascita, chiamiamo così, sì, hai sì, sì, sempre sì, vissuto a sì. Buscate. Attualmente ancora buscatese, son buscatese. Sì, infatti mi porto dietro il mio busco Poi ti che non si facciamo vede, alzare in ma piedi. questo è la mia divisa d'ordinanza. No, adesso a parte tutto, ed è un comune, per chi ha seguito un pochino, dove si fa un po' più fatica, perché proprio è la politica che fa un po' fatica. Cioè la volta scorsa addirittura il PD neanche aveva presentato la lista, aveva appoggiato il sindaco di Fratelli d'Italia, cioè cose un po' sì, parecchio, che dovrebbero essere strane, ma siamo un paese dove è normale l'anomalo e quindi ci piace così, siam fatti così. Cugione è più ordinario da quel punto di vista, c'è il classico amministrazione uscente di sinistra che si spaccia civica, ma è sinistra. E poi dopo adesso abbiamo messo in piedi un bel gruppo col Carlo per fare un bel blocco di centrodestra per poterci, diciamo, giocare le nostre carte. Poi sicuramente Carlo ne parlerà di più. In Veruno a sua volta anche lì c'è sul centrosinistra, centrodestra comunque unito, perché al di là di quello che può essere rappresentante dalla Lega è innegabile che bisogna relazionarsi con gli altri rappresentanti, che sia di Fratelli d'Italia o Forza Italia. E quindi comunque in tutti e 3 i comuni un po' più a fatica a Buscate, ma ci stiamo lavorando. C'è Pian piano, collaborazione con tutte le forze e questa è un po' la cosa che ci accomuna. Per il resto ovviamente arriviamo da storie molto diverse. certo. Ripeto, Buscate vai Fratelli d'Italia con un appoggio PD, ufficialmente Fratelli d'Italia, quindi amministrazione di destra, e altri 2 comuni amministrazione di sinistra, una purtroppo appena riconfermata che è in Veruno e quell'altra invece che adesso dovrà sudare nella Certo. riconferma. Però ti dico, la cosa positiva è che comunque 3 storie, 3 comuni, 3 tutto diverso, però ci dà anche modo di, relazionarci tra di noi e collaborare tanto, e questa è una cosa molto positiva che sto trovando. Tra l'altro oltretutto, mhmm, come età siamo anche una sezione abbastanza giovane, perché siamo intorno a quarantina Beh, d'anni tutti. avete Yuri Garagiola, avete Vincenzo Grande, che comunque sono anche esponenti Sì, sì, piuttosto hanno anche una importanti. bella esperienza Sì, anche una bella loro. esperienza. Quindi riusciamo a essere tutti giovani, ma tutti con un'esperienza magari diversa, perché quello che vede lui a Cugione magari non vedo a Buscate, loro magari non vedono in Veruno, alcune cose le vede in Veruno, non le vediamo noi. E quindi ti dà quel modo di relazionarsi a 360 gradi. Quindi dico, è bello, è un ottimo modo per crescere, è un ottimo modo per collaborare
e quindi diciamo che è una bellissima esperienza quello poter essere segretario di 3 comuni, seppur così diversi. Ok. Valeriano, d'altronde la squadra, se la costruisci bene, se viene costruita, amalgamata bene, puoi andare avanti tranquillamente, perché tutti gli ideali della Lega sono rappresentati nelle persone che tu, giustamente, assieme agli altri tuoi collaboratori, avete messo insieme. Quello assolutamente sì, anche perché la base, essendo la stessa, come dicevi giustamente te, è facile avere quel punto d'incontro un po' su tutti gli aspetti. Quindi sì, ci dà quel là per poter diciamo per poterci trovare e vedere e dire: "Okay, abbiamo questi punti fermi e su questi si lavora." Questo sì. E adesso cosa fai? Ci presenti Carlo? Carlo Adesso Colombos? Ti lascia a te? l'onore di presentare Carlo. Allora, noi abbiamo qua il nostro candidato alle elezioni di Cugiono, insieme alla Mara Balasso, che purtroppo oggi non è potuta esserci per motivi di lavoro, e quindi ho già chiacchierato troppo. La parte cruciale è Cugiono, quindi lascerei a Cugiono, quindi al Carlo, la parola. Ciao a tutti, è un onore, un piacere essere qui con voi e ringrazio l'amico Valeriano per l'introduzione. Niente, Valeriano, come diceva appunto il nostro segretario di sezione, è una sezione con il quale mi sono sempre trovato bene, che mi ha aiutato tanto in questi anni. Io non sono tanti anni, faccio parte comunque della politica del paese e sono sempre stato leghista. Dal 2020 la Maria Teresa Perletti, vorrei ricordare che fa parte anche lei della nostra sezione, quindi la più, diciamo, brutto dirlo, anziana persona, però con cui più esperienza di tutti. Forever Young. Forever Young, Young, bravissimo. Forse è meglio, dai. No, anche di una Che sensibilità. sì, è una persona veramente capace, che mi ha sempre aiutato in questi anni, assieme a Valeriano, ma veramente è una sezione nel quale tu alzi il telefono, cerchi un aiuto e fra di noi ci siamo sempre aiutati, è sempre stato È un bello piacere. quello che tu dici, è No, bellissimo. veramente. E queste sono le basi della Lega. Vincenzo, lo Iuri, Valeriano, la Teresa, appunto. L'aiuto fra di noi c'è sempre stato e io, appunto, essendo l'ultimo arrivato, sono sempre stato aiutato. Questo mi ha aiutato veramente tanto, perché per me non era facile. Beh, è un buon modo per crescere. Diciamo Sì, che sì, ti sì. sei trovato dei compagni di viaggio che Compagni e comunque, collaboratori, sì, sì. esatto, che ti hanno aiutato ad entrare nel mondo Lega. Sì, compagni e collaboratori fantastici, posso dire veramente questo. Oh, scusate. No, ma vai tranquillo, cioè, d'altronde si vede la preparazione che tu hai, poi dopo ci racconterai quello che state facendo e via dicendo, però se tu hai dei buoni maestri, delle teste, io le chiamo sempre teste pensanti nel senso positivo, Sì. che ti aiutano, magari ti danno anche la pacchetta o ti danno lo scappellotto per farti capire certe cose, tanta roba ragazzi, Sì, e la sì. Lega ne abbiamo tanti di queste persone che ti aiutano, che suona il telefono anche alle 10 di sera, ti rispondono e sono lì a disposizione. E tanta roba. No, Ecco no, perché a me veramente. la Lega, non andrò mai via dalla Lega. La Lega è Lega. Sì, sì. È un ambiente amico. Io lo chiamerei un ambiente amico. È Una buono. sì, sì. Sì, sì, no, ma anche ritornando al discorso di Maria Teresa Perletti, un'esperienza e un carisma immenso, di conseguenza penso che lei possa aiutare tanti ragazzi comunque a crescere attraverso le sue esperienze, attraverso il suo percorso che insomma è importante in Lega. Sì, perché è così che si fa per crescere nuove generazioni, nuove persone, nuovi personaggi che andranno pian piano a sostituire tanti altri personaggi. Devi avere uno zoccolo duro Sì. soprattutto che ti aiuta e porta avanti l'ideologia del movimento della Lega. Allora, io volevo chiedere, entrando un attimino più a gamba tesa nel discorso Lega, nel discorso, presenza all'interno dei paesi, volevo chiedere se nel vostro gruppo Lega, io vorrei iniziare con un discorso generale, ehm
voi militanti, voi sostenitori avete, comunque, attività, in cui coinvolgete il cittadino all'interno appunto dei 3 paesi. Cosa fate per sensibilizzare l'opinione appunto dell'abitante, di Cugione in maniera particolare, dato che si parla di Cugiono come comune prossimo al voto, ma anche su Inveruno e E Buscate. chiedo anche un'altra cosa, avete delle associazioni che state valorizzando e portando avanti dentro nel vostro territorio? Associazioni che possono essere culturali, associazioni animali, associazioni di questo genere. A te Valeriano. Allora, sulla questione associazioni, allora, diciamo che associazione vera e propria presa come un creo l'associazione, la porto avanti, magari questo proprio nel vero senso della parola no. Poi ognuno di noi in realtà, oltre a avere un'attività politica, ha anche attività di volontariato. Io stesso sono in protezione civile, la Teresa, fa servizio con la Croce Azzurra, per fare i 2 nomi. Quindi comunque abbiamo uno stretto contatto con quelle che son le nostre associazioni del nostro territorio, perché oggettivamente tutto il discorso che abbiam fatto sul come, parlare con la gente, col cittadino e quant'altro, non c'è modo migliore che condividere con loro delle esperienze, perché loro così ti conoscono, sanno chi sei, sanno che magari su di te possono affidarsi, comunque vedono che sei una persona con cui si può collaborare, e quindi tu anche, diciamo, a livello politico puoi avere un po' più di credibilità, perché non sei solo la persona che va lì e magari fa l'uscita sul giornale, no, sei la persona che si tira sulle maniche e se deve fare fa. E quindi diciamo che c'è un'unione tra quelle che son le nostre associazioni e le persone della sezione, perché comunque credendo nel territorio cerchiamo sempre di far qualcosa per il territorio, a prescindere dal fatto che il cittadino ti possa votare o meno. Poi ovviamente siam qui apposta e speriamo di andare, io spero che il Carlo vada in amministrazione per poter fare 100, che è quello che lui vorrebbe fare per Cugiono. Non potendo fare 100, grazie alle associazioni parliamo, ci informiamo, sentiamo anche di cosa hanno bisogno. Magari ci possiam limitare a 50, ma questo è quello che possiam fare ed è quello che facciamo. Quindi alla fine è un po', e poi un altro aspetto, come, avere a che fare con la gente, conosci benissimo i nostri paesi, non c'è niente di meglio che la piazza. In realtà da noi Beh, è diciamo quello. che, riguardo a questo discorso è molto più semplice approcciarsi in un'attività, quotidiana di volontariato piuttosto che il gazebo, perché a volte la gente è un po' timida e difficilmente forse s'avvicina. Stefania, io voglio dire una cosa, ho sentito adesso Valeriano e la mia sensazione è che tanti della Lega, tante persone son dentro in protezione civile, anch'io son dentro in protezione civile, Ah. quindi il territorio dalle persone della Lega è molto apprezzato, perché noi nasciamo sul territorio, noi siamo lì sul territorio, poi ci sono quelli che magari ti ridono dietro perché: "Ah, va il leghista", però il territorio la Lega lo sta curando sempre. Noi siamo la voce che poi riportiamo al nostro segretario provinciale e via dicendo, per sviluppare meglio tutto il discorso territorio. Sì, sul discorso come dicevi dei gazebi, la realtà, cioè, è che la gente fa veramente tanta fatica ad avvicinarsi oramai. Purtroppo quando si fanno i gazebi, cioè, Secondo te perché? Perché tieni presente il gazebo è bellissimo, forse c'è più, social, ci sono più sì, cose, perché una volta il gazebo, io ti parlo, c'era la coda di c'era la persone, coda. e soprattutto adesso io non so dove li facevate, via dicendo, noi che li facevamo nella chiesa, si fermava anche dopo la funzione della messa, si fermavano a discutere tutti, adesso vedi puff, spariscono, rimangono i soliti gruppetti di affezionati che vengono lì e ti chiedono: "Cosa c'è di nuovo? Cos'è che dobbiamo fare? C'è da mettere una firma? C'è" anche qua non riesco a capire, perché per me il gazebo è la cosa più importante. Poi, perdonami, con tutti questi social, con tutte queste, uno è informato sempre,
però non lo so. Sì, però è un'informazione che appunto diamo, perché diamo sempre queste informazioni sui social, giriamo su WhatsApp la comunicazione del nostro gazebo sabato, domenica. Con Valeriano di gazebi ne abbiamo fatti tanti in questi anni, però fai sempre comunque una fatica, appunto, come dici te, a raggiungere le persone. Le vedi, anche se le conosci, sono abbastanza timorosi quasi a Perché raggiungerti. anche dopo il Piuttosto il giorno Covid, dopo, in piazza, le rincontri. Ah, ciao Carlo. cioè, sì, Allora, veramente ieri com'è che andava? Ah, ma c'era da fare la firmetta? Cavoli, ero lì ieri. perché io ho Sembra che notato, farsi vedere sotto. sì, ho notato, Carlo, che dopo il Covid c'è stato una paura, Sì, cioè una paura di avere relazioni sociali con bravo. le persone. Cioè, il Covid ha distrutto tante cose, cioè adesso non vado dal punto di vista medico, non vado dal punto di vista di quello che è successo, perché poi salterà fuori la verità sul Covid, però i rapporti sono I rapporti umani sono caduti, i disgregati. rapporti, e non riesco a capire perché. Sì, sì. Probabilmente perché abbiamo anche consideriamo che per un anno abbiamo abituato la gente a leggere solo su internet. Sì. E ha Sì. preso un'abitudine che è una comodità, probabilmente anche quello, sicuramente qualcosa ha cambiato, perché è vero, è il Covid, la deadline. Prima c'è un mondo prima e un mondo dopo. Sarà dovuto a quello, magari tra 10 anni ci ritroveremo qua e diremo: ormai i social non se ne fila più nessuno, son tornati tutti a chiacchierare in piazza coi gazebi." Me lo auguro. Oh, fra 10 anni siamo qua ancora, Stefania, grande, vai. Io non so come sarò qua, però dai. Sarai più in forma di noi, Di me di sicuro. Ma sì, comunque. No, ma infatti è quello che volevo chiedere anche in virtù del fatto che tra poco andrai al voto, penso che la tua campagna elettorale sia già iniziata. Come ti approcci alla gente? Cioè t'avvicinano, ti chiedono informazioni, ti chiedono come ti stai muovendo, anche perché il tuo lavoro poi, se vorrei dirlo, ti porta proprio a contatto con la gente, con l'umanità, con tutto quello che appunto concerne il rapporto umano e la vicinanza alle persone, soprattutto forse, vabbè, sto esagerando, quelle più anziane, più fragili. Sì, sì, no, beh, io sono un infermiere, lo diciamo senza problemi, io lavoro presso l'ospedale di Legnano. Il mio lavoro alla fine è a contatto con le persone, quindi per me la base dell'essere umano è stare a contatto con le altre persone. Il mio lavoro mi ha insegnato l'ascolto e prendersi cura degli altri. Io il mio paese lo vivo quotidianamente, quindi sono uno appunto che se trova in giro l'amico, l'anziano che ha avuto come paziente tutto, lo ferma e ci fa 4 chiacchiere. La campagna elettorale sì, è iniziata. È iniziata naturalmente, siamo 2 liste a Cuggiono. La nostra, rinnoviamo Cuggiono Castelletto. Abbiamo fatto una coalizione, come stava dicendo prima il Vale, a differenza dell'ultimo mandato in cui eravamo 4 liste, adesso c'è una lista di destra e una di sinistra. Abbiamo già fatto 3 gazebi e stiamo anche cominciando dei gazebi itineranti nelle varie zone del paese. Adesso, abbiamo la nostra serata domani sera, la nostra serata in cui appunto presenteremo la squadra. Faremo 2 serate, una domani a Cuggiono e una nella nostra fantastica Castelletto, che merita la sua serata. Siamo una squadra composta da appunto io e la Mara Balasso, come diceva il Vale, per la Lega. Abbiamo dentro altri 4 simboli e dei civici. Cioè siamo con Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e una lista civica Cuggiono Castelletto, che è una lista che c'era appunto nel 2020, quando io mi sono candidato per la prima volta come consigliere comunale. Ai tempi io con la Teresa Perletti. Carlo, posso aggiungere una cosa, Carlo? Mi è piaciuto molto quando tu hai detto sono infermiere, il rapporto umano con le persone,
quello che mi manca tantissimo anch'io a me, perché anch'io lavoravo dentro negli ospedali come riparazione apparecchiature e purtroppo sono andato in pensione e manca molto il rapporto tra i vari medici, le varie infermieri, le varie primari e quel rapporto umano che si sviluppa tutta la tua vita. Sì, no, se è un rapporto che si sviluppa poi ripeto, io anche in ospedale come entro saluto da chi appunto si occupa di manutenzione Certo, a chi pulisce e ci fa lavorare in un ambiente pulito, al primario che passa. è una piccola È una comunità piccola comunità l'ospedale, l'ospedale. certo. Fortunatamente lavoriamo ancora okay, l'ospedale di Legnano è già un ospedale veramente di dimensioni importanti, in cui abbiamo delle specializzazioni molto importanti, però rimane ancora una piccola comunità. Ma proprio per quanto riguarda te, la gente come ti avvicina? Ti fa domande riguardo il programma, quello che ti piacerebbe sviluppare, cioè, proprio una domanda su di te, quello che, rappresenti tu per le persone, e ti avvicina di più la persona anziana, ti avvicina di più il ragazzo giovane, ehm, il pensionato piuttosto che appunto il ragazzo che va a scuola, che magari sai è un pochettino più difficile, però abbiamo tanti ragazzi intelligenti e curiosi. Questo è quello che volevo sapere. Carlo, io ti fermo e ci darai la risposta dopo l'intervallo, perché abbiamo un mezzo musicale. Lo E sapevo che dovevi rovinare ti devo tutto. rovinare perché purtroppo ho visto già segni che mi indicavano 1, 2, 3 minuti e purtroppo siamo Lo arrivati. facciamo pensare. Ti faccio Va pensare, bene, ne va bene. parliamo. Che musica hai messo? Che canzone? Allora oggi I Pooh. no, Irene Grandi, La tua ragazza sempre. Okay. Bellissimo, bellissimo. Va bene, grazie e a presto. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Allora, finita la pausa, abbiamo sentito Irene Grandi e a te la domanda che ti ha posto, la risposta che devi... Sì, infatti la domanda che ti ha Vi faccio posto io una la domanda, se Stefania... volete, Ci fai te la domanda, facci la domanda, di che cosa parliamo? Milan, Pu, cioè, sono pronto. No, non parliamo del campionato, lasciamo perdere, anche se speriamo sempre nella Champions noi sì. Allora, dicevamo a Cugiono, diciamo che se parliamo di target di età di persone a me vicine, sì, dai, diciamo che io spazio veramente dai ragazzi di 30 anni fino all'anziano, ma anche ottantenne, vi dicendo, anche perché appunto col mio lavoro mi sono avvicinato tantissimo alle persone anziane. E poi vabbè, sai, nei piccoli paesi come anche i vostri paesi, alla fine tu sei ancora il nipote della Rina, e quindi tutti ti conoscono per quello. Tu sei questo, quell'altro. Mi chiedono cosa vogliamo fare noi. Noi vogliamo rinnovare Cugione Castelletto. Rinnovare Cugione Castelletto per dare spazio, ok, se glielo dico all'anziano magari è contento perché pensa ai suoi nipoti, perché dobbiamo rinnovare per migliorare il rapporto che si ha con i giovani, che purtroppo è stato perso. Lo sport nel nostro paese un pochino è passato in secondo luogo. Abbiamo fortunatamente dei ragazzi fantastici che se ne occupano con la PSG, che è la Polisportiva San Giorgio, che è quella dell'oratorio, però tutte le altre iniziative sportive sono andate un pochino perse. Non abbiamo delle palestre, abbiamo una palestra storica che è tenuta anche bene, ma purtroppo non può essere utilizzata da tutte le varie associazioni sportive che ci sono. Cioè non basta più, bisogna riuscire, vabbè, non è facile perché fare promesse di ti costruisco la palestra nuova, secondo me è un danno e basta che si può fare. Fare miracoli è impossibile. Poi incentivare l'impegno sociale, solidarietà tra le generazioni, promuovere iniziative di prevenzione e supporto per i ragazzi, contrastare il bullismo, che oramai vediamo anche nei nostri piccoli paesi, non c'è solamente nella Milano che tutti i giorni ci raccontano nei telegiornali. E poi creare spazi e occasioni per tutti, per tutti. Non voglio parlar male di chi adesso governa il nostro paese, però secondo me è una cosa che non è mai accaduta, ma quest'anno non hanno fatto la festa per gli anziani. E la solita cena che viene fatta per gli anziani del paese quest'anno non è stata fatta. Ho avuto telefonate da parte di alcune signore: "Ma Carlo, ma com'è possibile?" Ma non so cosa dirvi. Alla fine è un momento di riunione per loro che hanno quella volta l'anno in cui magari finalmente il figlio li accompagna lì in Villa Annoni, mangiano tutti assieme, si rivedono fra di loro, si mettono il vestito della festa, come si diceva una volta, della domenica. della domenica, ed eran felici di stare assieme a persone. Sentirsi protagonisti di una giornata, bravissima. Ma soprattutto a me piace quello che hai appena detto, due cose. Il discorso dei giovani, di coinvolgerli sempre di più in questo vostro progetto, e soprattutto gli anziani, perché gli anziani, come ha detto un attimo fa te, la Stefania, essere protagonisti, ma devono essere protagonisti magari anche su tutto l'anno. Sì. Sono la memoria storica, sì, storica di paesi importanti. Sì. Stefania, è arrivata una telefonata, la prendiamo? Certamente. Buongiorno a tutti, Lisetta. Ciao Lisetta, come stai Lisetta? Mi voglio intromettere nella vostra discussione. Sì. Bisogna aggiungere anche che Cugiono, essendo io passata, è un storico presidio di un ponte sul Ticino. Mi sembra a mezza via fra Magenta e Turbigo, ma non direttamente sul fiume. Era l'alto medievale Cuzono, mi sembra, di quello che mi ricordo io, dipendente dalla pieve di Dairago. Guarda Lisetta, ti faccio rispondere dopo da questi due persone che sono di Cugione, sanno tutto. Aspetta che non ho finito. Vai tranquilla Lisetta. È dotata di un buon museo storico civico, e questo l'ho visitato, è bellissimo,
e costituisce uno dei 16 comuni, ragazzi, del milanese, sui 46 lombardi in totale consorziati nel Parco Lombardo della Valle del Ticino. E poi per ultimo mi piace molto il vostro stemma del comune. Grazie, Perché grazie mi sembra mille. che in alto c'è una striscia marrone, non si vede bene da cosa è disegnata, poi in mezzo però 2 colonne con in mezzo una pianta, non si sa se è un prassino o un pioppo, e nel fondo dello stemma c'è un crivello dorato o marrone. Lisetta, Da quello che ricordo io. Lisetta, ti lascio rispondere a loro. Ci fa piacere Grazie che tu mille. intervieni spesso con noi. Aspetta che Sì, c'è la sì, Stefania. Ormai fai parte della perché trasmissione. non Ma- dire qualche aggiunta. Ma per certamente, far- Lisetta, come dice la Stefania, non so se hai sentito un attimo fa, Di avere ormai... qualche turista in più, perché no? Ma certamente, fai Sì, parte sono della dei posti da trasmissione. visitare, secondo me, secondo la sottoscritta, poi non Lisetta, so, secondo il mio parere, io ripeto, poi ti gli dico altri questo. che pensano quello che vogliono. Ma Io certamente. devo dire certe cose, quando ce le ho in bocca devo Ma dirle. Lisetta, Scusate gente. Lisetta, fai buon lavoro e bene. buon fine settimana a tutti Sì, quanti. Lisetta, volevo dirti un'ultima cosa. Fai bene a dire queste cose perché io vado a vedere la Certo. storia dei paesi e tante cose, come hai appena detto te, non le prendo. Però quello che mi lascia molto a me, dopo aver cercato i vari paesi e tutto, è la voglia di andare a vedere. Infatti sono già andato in 2 o 3 comuni a vedere quello che avevo detto ed è una cosa molto importante per vivere il territorio, Esatto. Lisetta. Ripeto, questo paese qua, quel giorno mi piace molto lo stemma, che lo farò ingrandire. Lo metto in qualche Adesso ti posto. danno le risposte. No, diciamo che Cuggiano è molto bello da visitare, soprattutto Castelletto di Cuggiano, dove ci sono dei ristoranti bellissimi anche lungo il Naviglio. Diciamo che è un ottimo approdo per un turismo ciclopedonale molto importante. Il sabato e la domenica è frequentato tantissimo e di conseguenza diciamo che sono paesi forse, non voglio dire una parola brutta, ma un po' sottovalutati, ma che a livello di territorialità, di identità danno tantissimo. Che cos'è la pianta sotto le 2 colonne? Mi stavi dicendo un pioppo? No, un frassino. Un frassino. Ho visto che stavi dicendo pioppo e invece è un frassino. Sì, la pianta è un frassino. Per quanto riguarda il Villannoni, vorrei ricordare che è il secondo parco recintato più grande della Lombardia dopo il parco di Monza. E beh, insomma, dici poco. Quindi abbiamo veramente una villa imponente con un giardino che merita veramente di essere visitato da tutti. All'interno, come dicevamo prima, fauna, abbiamo un laghetto con dei cigni, ci sono anatre, pieno di pavoni che quando arrivano i bambini a vederli sono felicissimi. Anche alpini, se non mi sbaglio. Sì, E mi sembra che ci siano anche delle visite guidate, se non ho letto bene. Sì, ogni tanto fanno queste visite guidate, poi all'interno di Villannoni, come diceva la signora, c'è dentro il museo storico, ogni tanto vengono fatte appunto iniziative, però Villannoni è una macchina che lavora un pochino in riserva. È una macchina che dovrebbe veramente viaggiare molto di più, essere valorizzato, e infatti quello è un altro nostro impegno che ci siamo dati. Hai detto Merita finora veramente cose tanto. tutte positive, anziani, giovani, la villa. Sì, E poi sì, che Villa cos'altro volete portare avanti come iniziative in questo paese? Allora, come dicevo prima, purtroppo miracoli non se ne fanno. No, è ovvio, non puoi promettere la luna quando... Promettere la luna, però dobbiamo dare un po' di decoro al nostro paese. Il nostro paese in questo manca, ma se uno lo vede già, purtroppo le pareti di Villannoni esterne sono smangiate. Quindi partiamo da questo. La nostra villa che ci rappresenta ha bisogno di essere ristrutturata e il nostro paese ha bisogno dobbiamo rifare le strade, dobbiamo rifare marciapiedi, il decoro veramente. Purtroppo i nostri immobili stanno perdendo di valore. Chi arriva a Cuggiano ad abitare, persone che cercano una casa che vale poco, e questo purtroppo
non è bellissimo secondo me, nel senso che ci sta tutto, però dobbiamo riuscire anche a tirare su veramente il nostro paese. No, anche perché, diciamo che, sembra lontano da Milano, ma è proprio alla periferia di Milano. Di conseguenza si parla tanto anche delle crisi delle case e del costo elevato delle case a Milano, però abbiamo questi paesi che potrebbero offrire tanto, sia, come abitazione che io cioè lo vedo con mio figlio che lavora a Milano, ma torna a casa annusate e si diverte poi tornando a casa quando torna a casa ad andar a correre sulle sponde del Naviglio. E a Milano non puoi tanto correre se non No, no, prendi no. la Martesana, se non prendi il È parco una Sempione. questione di qualità della vita. E poi soprattutto uno che lavora e va a correre alle 7 di sera, forse sconsiglio di non andare in certi posti, in certi posti perché c'è delinquenza e soprattutto stazione centrale, tutti questi posti qua, insomma, non è bello. E anche Milano offre certe cose. È ovvio che l'aria da voi è molto più pulita, tutte queste belle cose, però il vostro intento che state portando avanti è nobile cercare di risolvere la situazione in un paese, non promettendo la luna e le fontane che buttano giù cioccolato, tanto per dire, però portare avanti queste iniziative è ammirevole. Sì, ma poi Cugione e Castelletto offrono veramente tanto. Come diceva Stefania, che tuo figlio va a Milano a lavorare, da Cugiono parte la linea ex ATM, io la chiamo ancora ATM come una volta, che arriva a Milano, Milano Molino d'Orino e tutto, quindi è Sì, comodissimo per i mezzi. Si può arrivare a Milano. Il paese offre veramente tanto, abbiamo la piscina. La piscina, nei paesi dintorni non c'è. È famosissima la piscina di Cugiono. Negli anni '80, non so quante migliaia di persone arrivavano ogni sabato e ogni domenica per frequentarla. Castelletto in estate viene presa d'assalto. Le rive del Naviglio, appunto per andare in bicicletta, farsi una bella camminata all'aria aperta. Abbiamo il comando dei carabinieri che comunque, avete anche un avere ospedale, abbiamo tanta roba avere un ospedale, cioè fa parte sì, sì, sì. dell'ASL di Sì. Legnano, Magenta, però Magenta Abbiategrasso, Abbiategrasso, la avete un nostra ospedale SSP. lì, cioè Sì, no, no, Cugiono veramente offre tantissimo e merita veramente di migliorare in tutto. quindi avanti, forza. Forza, forza. E il vostro segretario cosa dice in questo momento? Cosa pensa? Perché lo vedo qua che Ma anche Valeriano, la sensazione tra la gente di queste prossime amministrative, senti hai il polso della situazione, senti Allora, pareri? su Cugiono sicuramente il polso ce l'ha più Carlo per ovvi motivi, perché il paese dove abiti, dove hai parenti, dove c'hai la tua vita, gli amici e quant'altro. Qualche conoscenza ovviamente, se nel paese a fianco ce li hai. Sicuramente l'impressione, ma è una cosa che sta colpendo un po', credo a 360 gradi i nostri comuni della zona, è una voglia di cambiare. Probabilmente proprio per i principi che stiam dicendo adesso. Vediamo che le case si svalutano, sembra quasi che sta diventando una zona marginale, secondaria, quando in realtà tu un attimo sei a Legnano, un attimo sei a Busto, un attimo sei a Magenta, ehm, siamo lì a confine, in mezz'ora sei a Novara, cioè comunque hai delle grosse città, quindi comunque anche potenziale di un indotto è lì Malpensa che è lì vicino. Riusciamo a avere la fortuna di non avere la rotta sopra, ma avere i vantaggi di Malpensa, quindi noi paradossalmente siam quelli che ne escono meglio. Eppure, vedi che i nostri paesi faticano. Quindi sicuramente c'è voglia di cambiamento. Ora, io nel mio piccolo cosa penso? Penso che io quello che potevo fare, nel senso l'ho fatto, nel senso la lista è bella, son delle brave persone, sono affiatate, hanno una gran voglia di fare, perché quello lo dico, lo percepisco quando andavo agli incontri col Carlo, lo percepisci. Il candidato sindaco su cui magari dopo spendiamo 2 parole, perché è una persona retta, cioè è una persona che veramente l'abbiam conosciuto, abbiamo fatto una chiacchierata, ma un discorso molto franco. Cioè mettiamo le carte in tavola, cosa hai in mente, cosa vuoi fare, pardon.
e lo vedi che è una persona molto concreta. E quindi secondo me si può sentire dalle parole di Carlo che si sente la voglia, c'è l'esperienza, c'è la passione, ci sono le idee, e quindi secondo me se i cugionesi dovessero fare quello che ci auguriamo e quindi dovessero dare la fiducia, sicuramente, ritornando al discorso di prima, ci ritroviamo qui tra 5 anni e vedremo quante belle cose che sarà riuscita a fare questa amministrazione. Poi alla fine faremo un appello, vero Carlo? Certo. Per il voto. Sì, soprattutto il voto, perché è facile criticare e non andare a votare, perché il lapis ha la sua importanza dentro nella cabina e di conseguenza io dico sempre votate, sia loro che gli altri, non è quello il problema, ma non criticare senza mai andare a votare, perché criticare è famosissimo, poi se ma sono pieni fossi, tanto per dire. Certo che scrivere Colombo è anche facile. Ma sì, Colombo è anche facile, guarda, Colombo è un nome diffusissimo, anche mia mamma si chiama Colombo, tanto per dire, ed è facilissimo. Lui non scappa via, rimane giù sulla terra e non si alza in volo. Non è un... le non più. Il mio candidato sindaco è Riccardo Crespi, è un avvocato, ha già fatto 2 mandati in passato con l'amministrazione Locati, tra l'altro avvocato Locati anche lui sarà in lista con noi, più che altro per darci veramente la sua esperienza, le sue capacità che ha avuto durante i 2 mandati, in cui Cugiono andava bene, non posso dir niente. Io ero un ragazzo a quei tempi, avevo 18 anni, ricordo che era il paese in cui uno sarebbe voluto andare ad abitare. Cioè. Beh, ma adesso tu sarai dentro, io ti auguro di vincere, ma lì devono andare ad abitare dopo quello che No, avete ma la gente a detto. Cugiono ci vuole venire ad abitare lo stesso. Lo so, dai, cioè, insomma, sei vicino a Milano, come Sì, dicevamo Cugiono dà prima, tutto. non è che c'hai l'ospedale, questa è una Sì, cosa sì. molto importante. Cioè... No, quello che mi ha ricordato lui è anche la piscina, perché comunque è un ottimo polo d'attrazione, perché adesso io da un po' che non frequento la piscina, però da quanto ricordavo alle elementari ci portavano a fare i corsi di nuoto, c'era la piscina esterna e c'era la piscina interna, e tanti ragazzi della zona, io venivo da Turbigo, gli amici da Castano, come si può dire, luogo di ritrovo per le nostre giornate era appunto la piscina di Cugiono. Poi Stefania, se dovesse vincere, ma loro vincono, vogliamo una foto sua che si butta dentro dalla piattaforma ai 10 metri in piscina. Dai, adesso non trovare scuse. Dai, cioè, che c'è? Fortunatamente non c'è, anche perché io soffro di vertigini a 1 metro da terra. Vorrà dire che nel piano triennale delle opere pubbliche metterai la piattaforma a 10 metri, così ti lanci. Ho detto che non prometto miracoli. Beh, giusto, dai. Comunque vogliamo una tua foto, perché Sì, guarda, c'è tanto entusiasmo in te. Soprattutto io adesso sto ascoltando te, ma vedo anche la persona qua a fianco a me che fa il cenno con la testa, ed è bello avere un segretario che ti lancia, nel senso no. non ti butta giù dalla piattaforma, ti In lancia piscina. nel senso con tutti gli altri tuoi amici di viaggio in questa bellissima campagna, in questa bellissima costruzione di un paese che fa per Cugiono, per la popolazione di Cugiono. E la Lega questo insegna tanto. Sì, noi lo facciamo per il paese, ma soprattutto per i cugionesi. Certo. E la popolazione che ha bisogno veramente di vivere in un paese felice. E ricordati di non fare una sola festa per gli anziani, fatene 2 o 3, perché il mese di agosto anche gli anziani, insomma, sai benissimo che i figli magari rimangono lì, e trovarsi in compagnia con altri, anche a giocare alla tombola, anche a parlare di qualche cosa, fa sempre bene, perché dopo la cena, dopo il pranzo, tante persone si risentono fra di loro, ed è un aiuto per le persone che un oggi o domani saremo anche noi in quelle condizioni. Sì, le cose importanti sono fare comunità e prendersi cura degli altri. Certo. Negli ultimi minuti volevo toccare un altro tema, che è quello del lavoro.
Allora, Cuggiono presenta sia un'area rurale, c'è la R moscia che mi gioca un po' contro, e anche un'area industriale, e tra l'altro diciamo che siete ulteriormente fortunati perché comunque c'è la superstrada Magenta-Malpensa con uscita dell'autostrada a Marcallo Concasone, che comunque facilita anche l'approdo dei mezzi di trasporto. Puoi dirci qualcosa? Sì, la zona industriale del nostro paese è una bella zona importante. Adesso, vabbè, vi dico la verità, io avevo votato contro nell'ultimo consiglio comunale, sorgerà un nuovo edificio, polo logistico. Comunque abbiamo appunto le 2 uscite della superstrada, perché noi abbiamo anche Cuggiono Sud e Cuggiono Nord, appunto. Quindi sì, dal centro del paese non abbiamo molti tir che passano. Gli unici che passano tuttora sono dei camion che si occupano di sistemazione strade, movimento terra che però adesso stanno ultimando la tangenzialina che appunto taglia fuori l'intero paese, tangenzialina che va bene, ok, lo stanno portando avanti Cugione Democratica, però tutto l'iter era stato fatto sì dalla precedente amministrazione, quindi hanno quello di Maria Teresa Perletti che appunto aveva già iniziato l'iter. E la regia ci fa segno ancora 2 minuti prima di passare i saluti e nulla. Io volevo fare un appello, se posso, se mi dai il permesso. Passiamo sul personale. Sì, passiamo sul personale. Comunque allora a questo punto ringrazio Carlo per aver parlato appunto di Cuggiono, delle prossime amministrative, ti facciamo un grosso in bocca al lupo, e a Valeriano. Sì, ma dopo li salutiamo Sì, ma ancora, sì, ma perché io ho certo. 30 secondi, ho finito. Vai. Se non avete nulla da fare venerdì alle ore 21, io vi aspetto a Rescalda. A Rescalda perché il mese di maggio è dedicato alla Madonna e di conseguenza, come Alleanza Casa Rescalda, facciamo un viaggio visivo e sonoro tra arte e devozione sotto il suo sguardo. E quindi proietteremo delle immagini e della tradizione mariana a cura di Paolo Raimondi. Tutto qua, vi aspetto lì. E che abbiamo avuto ospiti. Sì, abbiamo avuto ospiti 2 settimane fa, in pratica. Che dire, la trasmissione pian piano ci avviciniamo verso la fine. Hai visto, Carlo, che... Volete dire un'ultima... L'appello, hai detto che dovevi fare l'appello. L'appello? Sì, l'appello, Carlo. Il doppio nome che voi potete. Allora, in primis invito tutti alla presentazione della lista domani a Cuggiono e venerdì 8 a Castelletto di Cuggiono, e invito poi soprattutto tutti ad andare a votare. Non perdete questa occasione, andate a votare, non lamentatevi dopo se non siete andati a votare. Votate e mi raccomando, avete doppia possibilità, mettete un uomo e una donna, Carlo Alberto Colombo e Mara Balasso, e votate Lega. Perfetto, e tu? Però l'ultima cosa, dove dobbiamo venire alla presentazione? In che luogo? Non l'hai detto. A Cuggiono, in Villa Annoni, dove potrete conoscere, oltre a me, il nostro candidato sindaco, e a Castelletto presso l'oratorio. Perfetto. L'ultimo minuto io lo lascio al segretario, perché il segretario è il sommo che decide tutto qua. Allora, vai. il sommo che decide rimane sempre il popolo, la gente. La gente che deve votare. Noi possiamo fare quello che abbiamo fatto. Possiamo mettere insieme una lista valida, le persone capaci, competenti, delle belle idee, un'idea di paese ordinato e pulito, le persone che vogliono dedicare il proprio tempo, che non è una cosa facile, trovare il tempo e anche metterci la testa, perché adesso uno pensa c'è le elezioni, ma solo dietro le elezioni e quante telefonate e tutte le cose, c'è dietro tutto un lavoro. E anche la faccia metterci. E anche la faccia, ecco. Noi quindi abbiamo messo ai cuggionesi in mano
ogni arma possibile per rimettere in piedi il paese. Adesso dovete solamente prendere la matita, mettere una bella X, scrivere i 2 nomi Colombo Balasso e poi lasciare che siano loro a occuparsi di voi. E noi senz'altro vi appoggiamo in questa grandissima avventura e soprattutto vogliamo avere la foto di Carlo Colombo che si butta dalla piattaforma, dal trampolino, oppure non con la paperetta lì, cioè adesso Niente vasca da bagno. niente vasca da bagno. Io saluto, è passata velocemente questa oretta con voi, grazie della vostra partecipazione, Grazie a te infinite. Valeriano, a te Grazie a voi. Carlo Grazie e a voi. soprattutto a Stefania. Anche a te Marco. Grazie, E fai il Stefania. bravo. Avete ascoltato Lega e dintorni.